una bellissima sinergia che valorizza il territorio, i nostri colli iberici che sono un patrimonio importantissimo per il Veneto e allo stesso tempo anche un'opera che sarà in prima assoluta a Lonigo, nel teatro bellissimo di Lonigo, dove parleremo dell'immigrazione dei Veneti verso gli Stati Uniti, verso New York, la Little Italy di New York, quindi una bellissima storia che parla anche di immigrazione, di storia veneta, dei nostri veneti con cui siamo in stretto contatto. Un'esperienza che mette assieme tante realtà, anche di comuni di dimensioni diverse, di numeri di abitanti diversi, ma dal piccolo al grande tutti assieme abbiamo voluto convogliare in questa bellissima iniziativa, in un progetto che vede veramente un territorio a tutto tondo, con tante bellezze, dai borghi alle ville, alle piazze, tutti assieme per vivere questa bellissima esperienza che speriamo possa essere veramente l'inizio di tante future manifestazioni di questo livello, perché pensiamo che comunque l'arte, la cultura e la bellezza del nostro territorio possa veramente venire apprezzato da tante comunità e da tanti cittadini che ci stanno seguendo con tanta passione. La volontà nasce dall'iniziativa di mettere insieme delle associazioni culturali che potessero portare alla popolazione degli eventi culturali di spessore a chilometri zero possibilmente. Quindi parlo a nome di In Arte Veneto, Spazio Cuca, Visit Valliona e Scuola Polifonica Monteberico. La Scuola Polifonica Monteberico si è aggiunta a questo festival per la realizzazione dell'opera lirica che andrà a chiudere la rassegna di 7 eventi culturali. Quindi desideriamo portare veramente a casa delle persone, dei musicisti professionisti che raccontino il linguaggio musicale e tutti i valori che esso rappresenta.